Un galà equestre di beneficenza realizzato al campo sportivo Noniro Bue di San Giovanni Gemini dall'associazione Power Horse dagli Amici del Cavallo in sinergia con il gruppo storico Abbatellis e Branciforti di Cammarata e San Giovanni Gemini con il patrocinio dei comuni di San Giovanni Gemini, Cammarata, Proloco. Vediamo le interviste alla presidente degli Abbatellis e Branciforti Irene Catarella, al vicepresidente del Power Horse Francesco Notera, che hanno iniziato una grande collaborazione in occasione del galà, nelle quali seguiranno quelle di altri due artisti equestri. Di Palermo, che è venuta direttamente da Corleone. Che cos'è lei? Ed è una volteggiatrice. Quindi Sofia, se puoi spiegare bene qual è il tuo lavoro. Allora, la mia disciplina viene chiamata volteggio acrobatico, sono delle figure proprio acrobatiche dove il cavallo è lasciato libero, cioè le redini io non le tocco più, vado in figura, testa giù, in aria, laterale, insomma. L'abbiamo vista, diciamo che ha fatto così. Sì, c'è un feeling col proprio cavallo che se non è veramente saldo non si può fare questa disciplina, quindi è tutto così. Bello per Sofia, complimenti soprattutto perché è donna, tra le donne, brava la cavalleristica. Stiamo facendo uno spettacolo equestre per cercare di aiutare i ragazzi dell'Arca, che è un'associazione che si occupa dei ragazzi disabili, ma anche per cercare di formare una struttura e costruire una struttura per costruire l'ipoterapia. E noi invece siamo onorati e ringraziamo Francesco Notera e ovviamente anche gli amici di Power Horse e gli amici del cavallo perché ci hanno chiamato in causa per questa collaborazione. Fare storia vuol dire fare bene e noi vogliamo fare bene insieme con loro in sinergia con le associazioni. E il cavallo è un nobile animale e noi quindi come corpo storico che rappresentiamo una casata nobile siamo contenti di questo connubio. Sono Michael Mulè e ho un centro di addestramento cavalli, arte e passione equestre siciliana. Ho sempre avuto la passione fin da piccolo, tramandata da generazione in generazione e adesso siamo qua a fare questo spettacolo in questo bel paese. Da dove vieni? Dalla Valle d'Olmo. E che cosa consiste? Cosa fai? Delle figure? Cosa sei, un volteggiatore? Facciamo, diciamo, il mio centro si occupa di fare addestramento di cavalli in alta scuola, doma classica e lavoro in libertà. Stasera abbiamo presentato un numero di alta scuola spagnola che ha avuto un grande successo.